Bentornati e bentrovati a Storie. Nell'ultima puntata di questa settimana vogliamo concludere il discorso che abbiamo aperto su Empedocle. Empedocle è il primo filosofo naturalista, filosofo che in qualche modo fa una riflessione importante dal punto di vista proprio della natura. Comincia a considerare la natura non come un caso, ma come la costruzione dell'insieme di più elementi. E questa costruzione di più elementi, radici le chiama lui, la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua, dà origine ad una realtà, lo sfero, questa realtà importante, che determina la vita di tutto l'universo. Una realtà che si aggrega e si disgrega per due forze, la forza dell'amore e la forza dell'odio. Grazie all'amore le cose si riaggregano, grazie all'odio le cose si disgregano. Ed Empedocle dice che queste due forze sono in qualche modo necessarie, queste due forze in qualche modo hanno la loro parte. E il male nel mondo è presente perché l'uomo non accetta che queste due forze ci siano e introduce degli elementi che alterano l'equilibrio dell'universo. Il male entra nel mondo perché l'uomo altera l'equilibrio dell'universo. E come lo altera l'equilibrio dell'universo? Lo altera influenzando la natura, lo altera uccidendo gli animali, lo altera cibandosi di cose che non sono sue e alterando quindi l'equilibrio dell'universo, facendo entrare in campo una forza nuova, la contesa, la capacità in qualche modo quindi di lottare per poter sopravvivere. Questo ferisce la natura, ferisce la realtà, ferisce tutto quello che da cui le cose sono composte. Ecco, Empedocle è come se ci dicesse: guardate che il male proviene dalle azioni dell'uomo. Il male non è qualcosa che c'è nella natura, non è qualcosa che c'è nel disegno originario delle cose. Il male lo introduce l'uomo quando teme, ha paura di non riuscire a supportare l'equilibrio che regge tutto. Se l'uomo vuole guarire, deve smettere di fare del male. Se l'uomo vuole guarire, deve smettere di farsi del male. Se l'uomo vuole guarire, deve smettere di fare del male agli altri. E questa è la terapia che il nostro filosofo Empedocle offre agli uomini di ogni tempo. La guarigione dipende dalla nostra capacità di cacciare la contesa, di cacciare il male dalla nostra vita. È una profezia, è un augurio, è una promessa, quasi un'alba di quello che andremo a vedere la settimana prossima, sempre qui, sempre a Storie.